Ballottaggio ad Agrigento tra due candidati a sindaco, Sodano e Alongi. A Ribera Pace eletto nuovo sindaco, a Raffadali stravince da Cuffaro. A Siculiana riconfermato l'uscente Zambito, a Casteltermini rieletto Nicastro. A Cammarata si riafferma Mangiapane, a Camastra rivince Gaglio. Giovanna Casaneo sindaco di Sambuca di Sicilia, Rosario Sortino vince a Villafranca Sicula. Si è concluso a Comitini il progetto sulla sicurezza stradale organizzato dall'associazione Comete ETS e il Comune. Salubrità dell'acqua e potenziamento dei controlli, questo è il tema di un incontro che si è svolto a Laica in collaborazione con l'ASP di Agrigento e i rappresentanti degli amministratori dei condomini. Controlli dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro a Raffadali, scoperti lavoratori in nero in un'azienda agricola. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, martedì 26 maggio. L'esito dello spoglio relativo alle elezioni comunali di Agrigento ha avuto come risultato un ballottaggio tra due candidati, Michele Sodano e Dina Longi. Su 51.266 elettori aventi diritto si sono recati alle urne 30.349 cittadini, pari al 59,20%. Le schede valide sono state 29.632, le nulle 601, le bianche 78. Il nostro servizio più approfondito. L'esito dello spoglio relativo alle elezioni comunali di Agrigento ha avuto come risultato un ballottaggio tra due candidati a sindaco, Michele Sodano e Dino Alonge. Su 51.266 elettori aventi diritto si sono recati alle urne 30.349 cittadini, pari al 59,20%. Le schede valide sono state 29.632, le nulle 601, le bianche 78. Questi i voti dei candidati a sindaco: Michele Sodano 11.596, pari al 39,13%. Secondo Gerlando Alongi con 10.308 voti, pari al 34,79%. Terzo Luigi Gentile con 4.182 voti, pari al 14,11%. Quindi Giuseppe Di Rosa che ottiene 3.546 voti, pari all'11,97%. Il distacco tra il candidato Sodano e Alonge è di 1.288 voti, pari a 4,34 punti percentuali. Per ogni lista i seggi vanno ai candidati con più preferenze, salvo eventuali correttivi di genere. Fratelli d'Italia prende 5 seggi, assegnati a Gerlando Piparo, Pasquale Spataro, Giulla Costantino, Simone Gramaglia, Laura Vento. Forza Italia ottiene 4 seggi, Civiltà Giovanni, Davide Cacciatore, Licata Cristian, Alongi Gerlando. Popolari Autonomisti 4 seggi, il più votato Bullo Marco, Angelo Vaccarello, Ilaria Settembrino, Antonino Amato, detto Nino. Controcorrente, Lavardera ottiene 3 seggi, assegnati a Crossa Giovanni, Mangione Elvira, Micciche Maria. Forza Azzurri, la seconda lista di Forza Italia, vengono attribuiti 2 seggi, assegnati a Fattori Marcello, Giacalone William, Giuseppe. Il Partito Democratico entra in Sala dei Giganti con 2 rappresentanti, Carta Giampiero e Fanara Sandro. L'ADC 2 seggi, Nocera Giuseppe Salvatore e Catania Fabio. La Lega ottiene 1 seggio, attribuito ad Alessia Cantone. Il candidato sindaco perdente al ballottaggio andrà a 1 seggio, Sodano o Alongi, a secondo dell'esito del risultato del ballottaggio. La coalizione Sodano ottiene 11.596 voti, pari al 39,13%. Controcorrente, Ismaele Lavardera ottiene come lista 3.300 voti, pari all'11,66%, ottenendo 3 seggi. Il Partito Democratico, Agrigento e Movimento 2.391 voti, pari all'8,45%, con 2 seggi. Casa Riformista Agrigento 701
un voto pari al 2,48% ed essendo sotto soglia del 5% non avrà rappresentanti al comune. La coalizione Alongi ottiene 10.308 voti, pari al 34,79%, le liste collegate, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, 4.879 voti, pari al 17,24%, è la prima lista assoluta in città con 5 seggi. Quindi Forza Italia con 4.096 voti, pari al 14,47%, seconda lista assoluta con 4 consiglieri. Quindi Popolari Autonomisti Grande Sicilia, 3.716 voti, pari al 13,13%, con 4 eletti. Forza Azzurri, la seconda lista di Forza Italia, entra in consiglio con 2.409 voti, pari all'8,52%, con 2 consiglieri. L'UDC Italia Unione di Cento, 1.390 voti, pari al 4,91%, e quindi essendo sotto soglia del 5% non avrà rappresentanti. Alla coalizione Gentile vanno 4.182 voti, pari al 14,11%. Le 4 liste collegate, quella della Democrazia Cristiana, ottengono 2 seggi con 2.318 voti, pari all'8,19%. La Lega Agrigento un seggio con 1.813 voti, pari al 6,41%. La lista Gentile Sindaco di Agrigento Prima l'Italia, 207 voti con lo 0,73%, viene esclusa dal Consiglio Comunale di Agrigento. Così come viene esclusa la lista Noi Moderati Sud Chiama Nord, che ottiene 159 voti, pari allo 0,56%. La coalizione Di Rosa ottiene 3.546 voti, pari all'11,97%. Con le liste Agrigento Amore Mio, Di Rosa Sindaco, 700 voti, pari al 2,47%, e viene esclusa Liberiamo Agrigento, Di Rosa Sindaco, 220 voti, pari allo 0,78%, ed è esclusa. Tutto quindi è rinviato al voto del 14 e 15 giugno al ballottaggio tra il candidato Sodano e il candidato Alongi, che determinerà il nuovo sindaco di Agrigento. Vediamo adesso le dichiarazioni al termine dello spoglio fatte al candidato Michele Sodano e all'onorevole Ismaele Lavardera di Controcorrente. Microfono. Signore e signori, abbiamo microfono. È bello questo popolo. Ci siamo? Ah, molto meglio il microfono. Ora Agrigento si risveglia con una coscienza civica straordinaria. Facciamoci un applauso grandioso.
perché per la prima volta si fa un risultato che va contro le logiche di questo metodo di governo del centrodestra che ci ha lasciato annichiliti in questi anni. Allora la battaglia ancora è tutta aperta, siamo i primi in classifica, facciamoci un applauso perché nessuno l'avrebbe mai detto, e sulla vittoria è chiaramente una battaglia all'ultimo voto, quindi il dato finale è quello che arriverà fra un paio di ore, quindi la vostra presenza qui è straordinaria, è meravigliosa, non sappiamo quando potremo dare un dato definitivo. C'è una certezza, la certezza è che nella peggiore delle ipotesi, permettetemi di dire, ma è straordinaria, siamo al ballottaggio da primi in classifica. Ma le buone notizie, amiche e amici agrigentini, non finiscono qui. Noi abbiamo cominciato il nostro percorso con un'operazione grandiosa, straordinaria, una scuola per consiglieri comunali, e annunciamo qui che le nostre liste superano di gran lunga lo sbarramento e persone libere, oneste, competenti, appassionate andranno dentro il Consiglio Comunale di Agrigento per la prima volta dopo anni e anni. Allora godiamo oggi, godiamo, gioiamo, per aspera ad astra, se non vinciamo adesso vinciamo fra 2 settimane e liberiamo la nostra meravigliosa Agrigento. Grazie a tutti. Grazie a tutti, perché questa non è una battaglia vincente di un singolo cittadino, non lo è del candidato sindaco, non lo è della sua squadra, lo è della città. Mauro, della lista persino di Gallo, cioè rischiamo di arrivare primi. Questo, permetteteci, è una vittoria nella vittoria, perché ci confermiamo la prima lista della coalizione. E certamente speriamo che ovviamente al ballottaggio gli agrigentini, se così dovrà essere, faranno la scelta giusta e sarà, posso dire, un plebiscito. Popolo meraviglioso, allora attendiamo ancora, la vittoria elettorale arriverà fra un po'. La comprenderemo, ma c'è una grandissima vittoria morale che ci rende straordinari cittadini di questa regione, di questa nazione meravigliosa che è l'Italia. Allora grazie a tutti. Forza! Bravo Michele! Io voglio soltanto aggiungere una cosa, non so se vi ricordate, Miki, quando eravamo qua praticamente un paio di mesi fa dallo stesso punto, e nessuno avrebbe mai creduto e scommesso che da soli, senza i poteri dei Fratelli d'Italia, le grandi liste, con sole 3 liste, ragazzi, noi 3 liste, siamo arrivati prima di loro, incredibile! Con sole 3 liste! Io voglio ringraziare tutti gli amici del Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Casa Riformista, perché questo risultato è straordinario e ancora non è scritto, perché potrebbe succedere che nel giro di 2 ore avviene anche il miracolo, ma in ogni caso Michele sarà il sindaco di questa città. Viva Agrigento libera! E abbiamo sentito anche l'altro candidato che va al ballottaggio, Dino Alonge. È stata una lunga giornata, uno spoglio elettorale, ancora sono le 11 e si aspettano i dati. Un commento a questo dato elettorale. Allora, per quanto mi riguarda, io sono felice, sono contentissimo,
in campagna elettorale da 36 giorni ho preso il 35%, quindi per me è un successo ovviamente non solo mio ma di tutta la coalizione che mi sostiene, ma diciamo in politica si è abituati a fare le nottate, quindi siamo qui e aspetteremo fino a notte fonda perché aspetteremo i risultati delle liste, dei singoli consiglieri e quindi siamo abituati, eravamo pronti, sapevamo che sarebbe stata una lunga notte. Come si giocherà la partita del ballottaggio? La partita del ballottaggio, siamo in gioco, una bella sfida, siamo pronti, sono pronto ad affrontare questi altri 15 giorni di sacrificio ed entusiasmo, rincontrare ancora la gente, parlare con la gente, stare insieme, organizzarsi e guardare con fiducia al futuro, soprattutto nell'interesse della città. Si ricombatterà il centrodestra sulla sua persona? E allora, non sono un mago, non posso fare previsioni, noi facciamo politica, siamo persone serie, quindi si dialogherà. Io all'inizio della campagna elettorale avevo auspicato e avevo lanciato un'apertura alla riconciliazione, c'è sempre tempo per mediare, per come dire, stabilire come nuove regole o comunque confrontarsi sui programmi, su quello che è il futuro della città di Agrigento, e in politica si ci può assolutamente ricompattare, non c'è nulla di chiuso, l'avevo detto pure in un confronto, non c'è nessuna chiusura prioristica, bisogna solo confrontarsi sui programmi e vedere che cosa si vuole fare per la città di Agrigento. Come valuta questo forte voto disgiunto che l'elettorato agrigentino ha fatto? E allora, dobbiamo ancora analizzare i dati. Mi dicono che in effetti c'è stato un forte voto disgiunto, dobbiamo vedere i voti delle liste. Allora, parte da lontano o da vicino, bisogna vedere da dove si guarda. Io non ho mai fatto politica, sono in campagna elettorale davvero da 36 giorni, probabilmente all'interno delle liste o della coalizione che mi sostiene ci sarà stato qualche scollamento, analizzeremo i dati, cercheremo di capire quello che è successo, ma siamo fiduciosi perché siamo in tanti, le liste mi dicono che hanno preso tantissimi voti e quindi nessun problema, si può guardare avanti con serenità. Quindi è fiducioso? Certo, sono assolutamente fiducioso, sono uno sportivo, sono un abituato alla competizione, inizia oggi la campagna elettorale, io ho iniziato da poco tempo, mi c'ero abituato, mi piace, ho entusiasmo, e perché doveva finire subito? Forza, tutti insieme ancora per altri 15 giorni. È Ida Cuffaro, il nuovo sindaco di Raffadali, che ha superato di gran lunga la candidata Sabrina Mangione, sostenuta dall'area progressista. Terzo, Francesco Milisenda. Cuffaro ha avuto il 75,50% con oltre 5.000 voti, Mangione 23,58 con 1.688 voti, Milisenda 51 voti con lo 0,78. La intervista Ida Cuffaro ai suoi sostenitori. Sono emozionata, soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto, io e la mia squadra. Ringrazio ovviamente la mia cittadinanza che mi ha dato la possibilità di farmi conoscere, ha creduto nel mio progetto a cui credo tantissimo anche io. Spero di dare prima possibile dimostrazione di quello che sono e di quello che voglio fare per la mia comunità. Sono veramente felice di questo risultato. Attendiamo ovviamente la chiusura dello spoglio, ma diciamo che siamo particolarmente soddisfatti e ce lo aspettavamo in parte. Grazie ai cittadini, loro potranno venire quando vogliono, lo sanno, io l'ho detto già in diversi comizi, sarà a casa loro così come sarà a casa mia, io sarò a disposizione, mi metterò in aspettativa per loro e sarò sempre in comune. Quando vogliono, senza fare fila, senza aspettare nessuno e senza intermediazioni, mi troveranno lì, sarò per loro. Siamo soddisfatti perché i cittadini hanno dimostrato di conoscere la famiglia Cuffaro, la disponibilità, la generosità, la laboriosità nei confronti della comunità intera, cercando di sacrificarsi giornalmente per fare in modo che la città di Raffadali vada sempre avanti. I consiglieri comunali col sistema maggioritario, nonostante abbiamo vinto con oltre l'80%, sono sempre 11, quindi viene garantita la minoranza con la presenza di 5 consiglieri. Strutturato con 11 consiglieri che faranno parte della maggioranza e 5 consiglieri che faranno parte dell'opposizione. Se il sindaco perdente non dovesse superare il 20%, sarà formato sempre da 5 consiglieri, però 5 consiglieri che verranno presi dalla lista. Sì, un risultato sorprendente per i numeri, atteso per l'affetto e la dimostrazione della nostra comunità di Raffadali. Ora iniziamo a lavorare seriamente, un programma in punti concreti ed essenziali, un sindaco che manterrà tutto quello che ha detto durante la campagna elettorale, sono emozionata, e anche con tutta la squadra dei consiglieri eletti e noi assessori designati che saremo sicuramente a servizio del nostro sindaco Ida Cuffaro e di tutta la comunità.
comunità. Porte aperte a tutti i cittadini, chi vuole impegnarsi, il momento è giusto, siamo e sono sicura Ido sarà il sindaco di tutti, perché è una persona che ha sempre messo il noi anteponendo Dio, per il bene della sua comunità, per il bene di Raffadali. Sicuramente non le promesse vane, ma ha messo in centro il suo cuore, e il cuore è avere cura dei più deboli, non lasciare mai indietro nessuno, un programma innovativo che mette i giovani non soltanto al centro come consulta, ma i giovani per le necessità importanti che hanno, la riqualificazione, il ricredere nei valori, la tutela dei soggetti più fragili e più deboli, delle dipendenze, di un nuovo futuro, di un nuovo fronte, il riprendere i lavori più importanti, dall'artigianato al vero tessuto, una nuova riqualificazione urbana, un nuovo PUC che potrà sicuramente rivalutare non soltanto l'aspetto territoriale in sé per sé, asettico, ma quello umano, la ripresa dei valori, la ripresa di quelle vocazionalità che Raffadali ha e che possono sicuramente essere ancora da volano, dall'agricoltura all'artigianato al commercio. Facciamo pure il cavallino. Carmelo Pace torna alla guida della città di Ribera con più del 56% dei consensi. Il deputato e capogruppo della DC all'ARFS trionfa così al primo turno, battendo Maria Rosa Provenzano, Eunice Palminteri e Riccardo Romano. È un grande onore essere eletti per la terza volta sindaco della propria città. Sento soltanto una grande responsabilità e mi auguro di non deludere i miei concittadini, perché mi hanno tributato il più grande degli onori che si può tributare a un loro concittadino. Da domani si inizia a lavorare, oggi onestamente mi godo la festa, è la mia festa, è la festa di chi mi ha sostenuto. Domani Ribera sarà nuovamente unita, saremo uniti anche con le candidate e i candidati che non ce l'hanno fatta. E Giuseppe Zambito è stato rieletto sindaco di Siculiana. Zambito ha avuto la meglio sull'altro candidato a sindaco, Santa Lucia. La vittoria di Zambito, sostenuto dalla lista civica Orizzonte Comune, rappresenta un segnale di continuità per il comune di Siculiana. Sentiamo lo stesso sindaco. Il riconoscimento di un lavoro fatto in questi 5 anni, un risultato straordinario per quanto mi riguarda. Candidarsi la prima volta significa mettersi in gioco con delle promesse, con un programma. Essere riconfermato significa aver saputo conquistare le persone attraverso fatti concreti. Siculiana ha scelto questa continuità. Io sono orgoglioso di una comunità che ha compreso il cambiamento che abbiamo messo in atto in questi anni, e quindi da questo punto di vista non ho vinto io, ha vinto la comunità di Siculiana che ha intrapreso una strada da cui non si può tornare indietro. Ecco la bellezza
questo abbraccio è un abbraccio collettivo importante per il futuro. Abbiamo tanto da lavorare, da portare tantissime cose a termine, ma oggi c'è da festeggiare per una comunità che vuole andare avanti e che non ha voluto in nessun modo tornare indietro a vecchie logiche. Viva Sicuriano! E Giuseppe Mangiapane è stato rieletto alla guida del comune di Cammarata. Il primo cittadino ha preso 2.467 voti, pari al 60,73%, ha superato lo sfidante Giuliano Traina che ha raggiunto 1.595 preferenze con il 39,27%. Le elezioni comunali a Cammarata hanno così registrato un'affluenza molto alta, pari al 77,39%, un dato maggiore rispetto al 75,88% ottenuto nelle precedenti amministrative. E Gioacchino Nicastro è stato rieletto anche lui sindaco di Casteltermini con 1.852 preferenze, il 38,30%, ha avuto la meglio sui candidati Pasquale Mancuso che ha ottenuto 1.513 voti, pari al 31,29%, e Costantino Ripepe con 1.471 voti, pari al 30,42%. Felice di continuare il lavoro iniziato, queste le prime parole dell'uscente sindaco riconfermato Nicastro. Gioisco per la vittoria a Casteltermini del fraterno amico Gioacchino Nicastro, oltre che sindaco anche consigliere provinciale di Fratelli d'Italia. Una vittoria non scontata per delle spaccature inconcepibili artatamente alimentate. Ringrazio Luca Sbardella per il sostegno avuto. Abbiamo vinto, così ha affermato l'onorevole e assessore Giussi Savarino. Passiamo adesso a Camastra, dove è stato riconfermato l'uscente Dario Gaglio, che ha ottenuto 839 voti, pari al 64,84%, ha avuto la meglio sulla candidata sindaca Gera Bellomo, che ha ottenuto 455 voti, pari al 35,16%. A Camastra, su 2.727 elettori, hanno votato 1.314 elettori, pari al 48,18%. Finalmente, dopo decenni, Camastra avrà una continuità amministrativa, ha dichiarato al termine dello spoglio il sindaco Gaglio durante il comizio di ringraziamento ai cittadini di Camastra. E Rosario Sortino è stato eletto sindaco a Villafranca Sicola. Il neo primo cittadino ha ottenuto 460 voti, pari al 51,69%, ha battuto lo sfidante Domenico Balsamo, anche lui ex sindaco, che si è confermato a 430 preferenze con il 48,31%. E Giovanna Casà, candidata della lista Sambuca prima di tutto, la nuova sindaca del già Borgo dei Borghi, Sambuca di Sicilia. La candidata si è imposta sull'avversario Saro Albisi, che ha festeggiato con i propri sostenitori. Casà ha ottenuto una percentuale di votanti pari al 57,54%, mentre Albisi ha avuto il 42,46%. Linea alla regia per la pubblicità. Andiamo adesso a Messina, che sceglie ancora l'uscente e dimissionario Federico Basile, di Nord chiama Sud, riconfermato al primo turno. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Siete la cosa più bella di questa città. Siamo noi, siamo davvero noi. Vado!
Federico Basile conquista nuovamente Messina e si prepara a iniziare il suo secondo mandato alla guida della città dello Stretto. Il risultato emerso dalle urne non lascia spazio a interpretazione. Il sindaco uscente sostenuto dall'area civico-autonomista di Sud Chiama Nord supera ampiamente la soglia necessaria per evitare il ballottaggio e ottiene una riconferma che rafforza ulteriormente il progetto politico costruito insieme a Cateno De Luca. Con uno scrutinio che ha consolidato rapidamente il vantaggio del primo cittadino, Basile si è attestato poco dopo l'avvio dello spoglio, sempre attorno al 55% dei consensi, lasciando molto indietro gli altri candidati. Marcello Scurria, sostenuto dal centrodestra, e Antonella Russo, candidata del centrosinistra, con il sostegno del Movimento 5 Stelle, non sono mai riusciti a colmare il distacco. Quello che mi torna è che il sistema Basiluca ha retto e, diciamo così, le 15 liste hanno prodotto questo risultato mostro, perché io percepivo una città come dire, che non era assolutamente favorevole a scelte sbagliate, che pure ho criticato in campagna elettorale. Quindi, per quanto mi riguarda, farò il consigliere comunale. Se sarà questo, come dire, come lo è la funzione che i cittadini messinesi mi hanno assegnato, non arretreremo di 1 millimetro, perché riteniamo che, come dire, questo sistema, quello De Luca a Messina, abbia prodotto, come dire, un risultato che è drogato. Le 15 liste hanno drogato la campagna elettorale, questo è sotto gli occhi di tutti. Una vittoria larga che conferma la forza elettorale del blocco civico autonomista messinese. Il dato finale dell'affluenza a Messina si è attestato al 61,93%. Si tratta di un risultato in controtendenza positiva rispetto alla media nazionale, facendo registrare un più 6,37% rispetto alla precedente tornata elettorale per le comunali. La riconferma di Basile assume un significato politico preciso. Gli elettori hanno scelto la continuità amministrativa. Mai come in questa competizione elettorale ho sentito la vicinanza di tutti voi, con una parola, con un messaggio, con un saluto, con una mano alzata mentre camminavo, con un pollice all'insù, e quindi questo vuol dire che davvero abbiamo fatto tante cose insieme e dobbiamo continuare a farle. E dopo questa ampia pagina dei risultati elettorali passiamo alle notizie di cronaca. Si è svolta ieri la manifestazione conclusiva del progetto Stare in Strada, dedicato alla sicurezza stradale, organizzato dall'associazione Comete TS in collaborazione con il comune di Comitini. Oggi a Comitini, seconda tappa del progetto Strade Sicuro che l'associazione Comete TS ha organizzato nei vari suoi centri, che gestisce insieme alla Polizia Stradale. Sì, oggi a Comitini si svolgerà il secondo incontro del progetto Stare Strada, con la collaborazione della Polizia Stradale di Agrigento, la partecipazione del Comune e naturalmente dei nostri beneficiari. Un tema molto importante per chi si presta ad inserirsi nel territorio con le nuove normative stradali, le regole civili e soprattutto le nuove normative sulla guida dei monopattini, delle biciclette, un modo in più per tenere sempre aggiornati i nostri beneficiari. Come hanno accolto l'iniziativa? Molto bene, abbiamo preparato i ragazzi giorni fa con delle slide preparatorie, delle attività di informazione sul tema appunto della sicurezza stradale. Oggi qui, grazie alla Polizia Stradale e al Comune che ci ospita in questa location, ci sarà l'evento conclusivo. Ci sono stati altri 2 appuntamenti, uno a Racalmuto e uno domani a Santa Elisabetta. Sì, nei giorni scorsi è avvenuto l'incontro a Racalmuto in collaborazione sempre con la Polizia Stradale e il Comune di Racalmuto, mentre domani l'evento si svolgerà a Santa Elisabetta, dove ci saranno presenti gli ospiti del progetto SAI di Santa Elisabetta. Progetto Stare in Strada, oggi giornata conclusiva qui presso il vostro ufficio a Comitini in collaborazione con l'associazione SAI Cometa.
Sì, oggi si conclude uno dei tanti progetti messi in atto dall'Associazione Culturale Cometa, che gestisce il progetto SAI di Comitini. C'è una bella platea di beneficiari, è un progetto importante che serve a integrare in maniera più armonica ma anche più civile tutti quei soggetti utenti del progetto che a Comitini si sono inseriti e che nel territorio italiano vogliono restare. Quindi un progetto che li aiuta a diventare cittadini modello, a conoscere le regole, i loro diritti e i loro doveri nell'ambito delle regole che ci stanno nel codice della strada. E questo progetto è stato possibile attualizzarlo grazie a un protocollo d'intesa che l'associazione Cometa ha con la Polizia Stradale di Agrigento, che ringraziamo per la sua collaborazione solidale ma anche molto paziente. Quindi oggi si chiude questo percorso e ne abbiamo tanti altri a beneficio dei nostri utenti che nei prossimi giorni saranno messi in atto. Poi fornite un'assistenza logistica ovviamente. Chiaramente sì, ma dobbiamo anche dire che il titolare del progetto è il Comune di Comitini e io ne sono il referente. Previa gara, l'Associazione Culturale Cometa è l'ente gestore che mette in atto proprio il progetto. Lo ha gestito nel triennio 2023-2025 e proprio in questi ultimi giorni se lo è affidato per il triennio 26-28. Un progetto riuscitissimo, non ci sono stati problemi, diversi utenti hanno scelto di restare a Comitini, altri nel territorio e nei comuni limitrofi. Questo ci edifica e proprio ci sprona a continuare su questo percorso, a tal punto che proprio in questi giorni abbiamo richiesto al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Interno a seguito di apposito bando, un allargamento dei beneficiari da 30 a 36. Purtroppo ancora continua ad arrivare tantissima gente sulle coste siciliane ed è giusto ed è corretto ed è umano mettersi a disposizione di questi soggetti e rendere loro la vita un po' più facile e serena, nel rispetto delle regole e nella legittimità delle cose. Allora sì, abbiamo in collaborazione con la Polizia Stradale della Questura di Agrigento, in verità sono delle attività che facciamo da tanti anni. Anche quest'anno la Polizia Stradale e la Questura di Agrigento ci hanno accordato la possibilità di poter svolgere nell'ambito dei nostri 3 progetti che gestiamo in provincia di Agrigento, nei progetti della rete SAI, Comitini, Ragalmute e Santa Elisabetta, stiamo appunto facendo delle giornate informative di educazione stradale anche in funzione delle nuove normative che si stanno introducendo nell'ambito appunto dell'uso dei monopattini e l'uso anche delle bici elettriche. Riteniamo appunto che possano essere delle giornate molto importanti per i nostri beneficiari, perché il rispetto delle regole sulla strada e anche poi viene anche tramutato ovviamente nel rispetto delle regole della nostra società civile, per cui sono giornate molto importanti, noi riteniamo. Per cui un grazie alla Polizia Stradale di Agrigento, alla dottoressa Zicari, un grazie anche al Questore che ha condiviso con noi questa iniziativa. Salubrità dell'acqua e potenziamento dei controlli è stato questo il tema al centro di un incontro che si è svolto ad AICA, l'ASP, in collaborazione con l'ASP di Agrigento e una delegazione di amministratori di condominio presso la stessa sede dell'azienda. Le interviste ai protagonisti. L'acqua è un alimento che come tale viene ingerito dal corpo umano
Evidentemente il rischio maggiore che si fa introducendo acqua inquinata è quello di andare avanti e di andare di fronte a malattie infettive di tipo gastrointestinale soprattutto, che possono dare fenomeni patologici leggeri, ma possono arrivare a patologie più pesanti che addirittura possono comportare il ricovero ospedaliero. Noi di solito controlliamo la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano partendo dalla fonte, che sia quella superficiale che quella dei pozzi, e da quella fonte poi controlliamo i potabilizzatori, i ripartitori distribuiti nella provincia per arrivare ai comuni, ai serbatoi comunali ed alcune utenze periferiche di particolare importanza. Vogliamo spingerci a controllo maggiore attraverso l'applicazione della legge del numero 18 del 23 che riguarda l'impegno dei condomini. Ecco perché oggi abbiamo provocato questa riunione insieme ad AICA con i rappresentanti dei capi condomini per dire loro che c'è appunto adesso una norma che vuole che si applichi più attenzione alla distribuzione finale dell'acqua, quindi che si applichi più attenzione nei serbatoi di accumulo dei condomini e tutto ciò che ne deriva come distribuzione. Quindi oggi abbiamo cercato di sensibilizzare i gestori dei condomini e mi pare che la riunione sia stata positiva perché abbiamo raccolto molta sensibilità e ci siamo riproposti di collaborare nel prossimo futuro con percorsi di informazione e formazione più approfondita per fare in modo appunto di applicare la norma in maniera più corretta. Apprezziamo il confronto odierno tra l'ASP e l'AICA per un tema, quello dell'acqua, molto importante. A volte non si comprende la necessità di avere dell'acqua salubre, per cui questo percorso è iniziato oggi con l'AICA e l'ASP. Come rappresentante dell'ANACI, l'Associazione degli Amministratori Condominiali, ci auguriamo che continui per una crescita professionale. Oggi è stata una giornata molto importante, ringraziamo l'ASP, il Dipartimento di Prevenzione con alla direzione il dottore Castellana che ha voluto questo incontro per il quale noi siamo stati molto felici di ricevere loro unitamente agli amministratori di condominio, perché si parla di un tema molto importante che è quello della responsabilità in capo agli amministratori di condominio di quello che riguarda la qualità dell'acqua. Quindi l'incontro è stato voluto per portare avanti questa nuova normativa che riguarda gli amministratori di condominio, l'ASP, e ovviamente noi siamo stati ben lieti di accogliere le parti affinché si possa dare la corretta informazione agli amministratori di condominio per poter pervenire tutti ad un servizio efficiente. E durante un controllo in un'azienda agricola a Raffadali contro il caporalato e il lavoro sommerso, i carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi della tenenza di Favara, del nucleo dell'ispettorato del lavoro del comando provinciale di Agrigento, hanno scoperto che alcuni braccianti lavoravano i prodotti agricoli senza aver seguito corsi di formazione obbligatori per il trattamento degli alimenti. Inoltre, all'interno dell'azienda agricola di Raffadali era stato installato un impianto di videosorveglianza senza la relativa autorizzazione, probabilmente per controllare i dipendenti. I lavoratori risultavano comunque regolarmente assunti. L'amministratore dell'azienda, un cinquantenne del posto, è stato denunciato e sono state inflitte sanzioni per 2.300 euro. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere sul canale 268 del digitale terrestre in tutta Italia, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono inoltre visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.